Alla mia sinistra Corrado Callegari di Prima il Veneto. Grazie direttore, buonasera. Grazie, bentornato. E sentiamo Corrado Callegari, che sull'autonomia credo che sia stato sempre un po' scettico sulla possibilità di arrivarci. Ecco. Sul fatto di realizzarla, perché io, tu sai direttore, che ho vissuto in primis 5 anni giù a Roma quando si è lavorato sul discorso dei decreti del federalismo fiscale, della spesa storica, dei costi standard, e ho imparato a vedere come si muovono le cose giù a Roma. E da lì ho capito che il problema non è politico destra-sinistra, ma è territoriale. Probabilmente Bonomi di Confindustria, come ha detto prima il collega che era collegato, probabilmente hanno paura che ci possano creare di squilibri su quanto riguarda il discorso dei trasferimenti, perché sappiamo che ci sono 3 regioni praticamente principali che trascinano l'economia del paese, che è la Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, che insieme fanno circa 150 miliardi di residuo fiscale. Che cosa vuol dire? Eccedenza tra quello che paghiamo e quello che riceviamo, e che ovviamente vengono usufruiti da altre realtà del paese. Diciamo che il percorso è comunque lungo, perché quando parlano del 2024 io sono convinto che non si arriverà neanche nel 2024, e stanno mettendo tutta una serie di paletti in mezzo, tra cui anche il fatto di fare la legge quadro, di portarla in Parlamento. Non è questo che prevede la Costituzione. L'articolo 5 prevede che per avere l'autonomia una regione può fare richieste e va a trattarsi con lo Stato. Col governo. Qua in Veneto, a differenza dell'Emilia Romagna, anche in Lombardia è stato fatto anche un referendum, diciamo, confermativo, ma nella realtà non era neanche necessario, perché bastava che la Regione Veneto chiedesse al governo centrale di poter avere l'autonomia. Una cosa molto semplice. Invece stanno mettendo in mezzo tutte queste cose qua per prolungare alle calende greche e non portare mai in attuazione. Quando prima il collega qua parlava della rappresentante della Lega Erika Stefanet, che diceva l'autonomia la facciamo, sono cose che non hanno senso. E anche quello che dice Calderoli, dice la facciamo nel 2024, no, perché devono fare una legge quadro, la legge quadro deve andare in Parlamento, qui la devono votare, dopodiché ritorna per vedere di fare la parte attuativa, quindi si parlerà di percorsi lunghissimi, e poi di tanto in tanto ci sono quelli che mettono i bastoni fra le ruote, tipo giustamente le regioni del sud, perché ovviamente se il Veneto e la Lombardia si tengono il proprio residuo fiscale, a parte che sul discorso dell'autonomia non è prevista la gestione del residuo fiscale, che se invece sarebbe la cosa che dovrebbe interessare i veneti e i lombardi, ma si parla solamente delle famose materie che verrebbero trasferite con gli stessi soldi che vengono spesi attualmente. E dopo c'è il discorso che hanno messo in mezzo dei LEP e tante altre cose, quindi la parte sarà, ecco, poi Bonomi può dire quello che vuoi, poi io ho letto anche le dichiarazioni di Vito Grassi, il vicepresidente, che quello è andato ancora più pesante di Bonomi, però dobbiamo dire Vito Grassi di dov'è? È napoletano, cioè questo la dice lunga. Ed è la fase dei congressi provinciali della Lega. Callegari. Beh, tu sai che la mia provenienza è quella della Lega, mi fa piacere vedere che Tony Darè fa un po' il mea culpa, perché lui 10 anni fa è stato un protagonista a favore di Salvini, che permettesse praticamente lo stravolgimento di quello che era l'origine della Lega, uno dei motivi per cui io 10 anni fa me ne sono andato. Però volevo ritornare sul discorso di Bonomi, no? Perché mi ha un po' infastidito questo personaggio qua, che viene in Veneto, viene a sentenziare sulle decisioni del Veneto, perché tutto sommato c'è stato un referendum e la popolazione ha preso, soprattutto anche perché, come diceva il professore qua, cioè la realtà del Veneto è un po' diversa da altre realtà. Qui non esiste la grande industria, esiste il lavoro, esiste la piccola, quindi è una realtà diversa. A me mi sorprende che uno come lui venga e si permetta di fare questi discorsi qua in Veneto, considerando poi
che parlano di questa unità del paese, ma che paese è che questo qui funziona bene? No, perché ha 2.700 miliardi di euro di debito pubblico non coperto dal PIL, perché non è il problema di quanti miliardi abbiamo di debito, è che non abbiamo il PIL che copre questo debito pubblico. E questo debito pubblico se ne è accorto la Meloni andando al governo, che gli ha ingessato praticamente tutta la manovra per quest'anno qua, perché si trovano a coprire 77 miliardi di euro di interessi sul debito pubblico. Cioè tu vuol dire che quando vai al governo hai una fettina risicata e il debito pubblico non l'ha sicuramente fatto il Veneto, ma però andiamo a pagare gli interessi. Cioè i 77 miliardi li andiamo a coprire anche con le tasse dei veneti su un debito che non è stato fatto dal Veneto, perché il Veneto sarebbe inattivo, visto che abbiamo anche un residuo fiscale ogni anno di circa 15 miliardi. E mi ha sorpreso anche le dichiarazioni della candidata della sinistra, quella sì, che la Schlein, Elly Schlein, che la sua posizione contro l'autonomia è antistorica, tra altre cose, rispetto al pensiero di sinistra, che nel mondo è sempre stato a favore dei popoli e a favore dell'autonomia. Voglio ricordare che anche in Europa i movimenti un attimo più strong di quelli veneti, penso alla Catalogna, alla Scozia, ai Paesi Baschi, sono tutti di sinistra i movimenti che si battono per l'autonomia e per l'indipendenza delle proprie realtà. E quindi anche questo discorso qua mi ha sorpreso. Per ultimo, ritorno sul discorso di Calderoli e della legge quadro. Sì. Indubbiamente, e qua gli do anche ragione un po' a Bonaccini, hanno scelto una strada sbagliata, quella della legge quadro l'aveva messa in cantiere la Gelmini ancora con il governo Draghi, ma è un sistema per andare ad allungare i tempi e a complicare la soluzione. Ripeto, la Costituzione parlava chiaro, articolo 5 dice ogni regione può chiedere l'autonomia, cioè non serve fare un'autonomia differenziata che vada a coinvolgere tutti, ogni regione può chiederla. Il Veneto l'ha fatto anche con un referendum rafforzativo. La trattativa doveva essere Veneto e Stato centrale governo. Basta, non c'entra niente il resto. Questo porterà a un allungamento dell'altra cosa. E l'ultimo, poi, quando Bonomi dice ma andiamo a indebolirci perché le regioni, ma ci sono un sacco di paesi in Europa e nel mondo che sono piccoli, vivono benissimo e stanno bene. Abbiamo anche qua vicino, parliamo Slovenia, Croazia, ma anche la Finlandia stessa, sono paesi di piccole dimensioni. Non vedo il problema della competitività a livello nazionale e internazionale, e quindi io non capisco perché il Veneto non possa essere autonomo. Tra le altre cose io auspicherei, anche tu lo sai direttore, che il Veneto fosse proprio una regione indipendente, non solo autonoma rispetto a Roma.